Svolta nelle indagini sulla scomparsa della mamma di Stanghella, sparita nel nulla da ottobre, il marito indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ritrovata in queste ore una collanina della donna. Scontri in Val di Susa contro la TAV, blitz della polizia nel mondo degli antagonisti, tra gli indagati anche una vicentina vicina al centro sociale Bocciodromo. 4 arresti, 4 romeni pizzicati dalla polizia sarebbero gli autori dell'assalto a colpi d'ascia al casello di Badia Polesine dell'autostrada A31 Valdastico a novembre, colpo da 50.000 euro. L'autonomia delle regioni rappresenta un valore costituzionale e contribuisce a qualificare l'unità nazionale. Importanti parole del Capo dello Stato nel discorso di auguri con le cariche istituzionali a Roma. Sanità accolte nella conferenza delle regioni le proposte del Veneto di utilizzare in corsia gli specializzandi per far fronte alla carenza di medici è uno dei punti del patto per la salute. Ex studentessa universitaria di Padova, durante il progetto Erasmus in un'università straniera ha contratto in laboratorio il virus dell'HIV che stava studiando per la tesi di laurea. Alla sua morte i familiari decidono di donare fegato e reni salvando 2 persone, l'ultimo gesto di generosità di una 93enne padovana. Un vero e proprio videoclip per festeggiare il Natale, l'augurio ai parrocchiani di Don Franco Marchi, il prete rock di Castelfranco Veneto. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, dunque lo avete sentito, parliamo in apertura della scomparsa di Samira El Attar, la mamma di Stanghella svanita nel nulla quasi 2 mesi fa. Svolta nel caso, il marito è formalmente indagato per omicidio e nelle scorse ore con il suo avvocato è stato ritrovato in un campo proprio il braccialetto strappato della moglie. Esce dalla caserma dei carabinieri, in braccio la sua piccola, il viso segnato. Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma marocchina di Stanghella, scomparsa dallo scorso 21 ottobre, accompagnato dal suo avvocato, ha appena consegnato un pezzo di braccialetto. Lo ha ritrovato nello stesso campo, a pochi metri dalla sua abitazione, dove qualche giorno fa aveva rinvenuto anche una scarpa e una maglia della moglie. Io ho bisogno della moglie per la bambina, per la casa, per tutti. Si chiude in macchina con la figlia e non parla più. Lui si dichiara completamente estraneo a qualsiasi cosa possa essere accaduta a Samira, a qualsiasi essa sia. Evidentemente questi ritrovamenti non fanno presupporre un lieto fine della questione della scomparsa di Samira. Mohamed è indagato, le accuse sono pesanti: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Una svolta nelle indagini è arrivata il 9 dicembre ma trapelata solo nelle scorse ore. Nel pomeriggio di mercoledì poi il nuovo ritrovamento, il braccialetto strappato di Samira. Gli ho chiesto lì per lì di condurmi a fare un sopralluogo dove aveva ritrovato la scarpa e il portachiavi di Samira. Dopo circa mezz'ora di sopralluogo fatto alla mia presenza, Mohamed mi ha chiamato facendomi notare di aver rinvenuto questa catenina, questo braccialetto che lui ha riconosciuto essere appartenente a Samira. Di qui l'appello che facciamo in maniera molto netta e decisa di cercare millimetro per millimetro in quel posto. Coincidenze che potrebbero aggravare la posizione del marito, della donna. La zona, dice l'avvocato, ormai è stata contaminata e suggerisce una nuova pista. In quel posto ora ci sono anche guanti di lattice, ci sono pezzi di plastica, pezzi di vetro, potrebbe esserci stato un incidente e Samira è stata travolta. E ora gli scontri invece in Val di Susa contro il cantiere della TAV, blitz della polizia nel mondo degli antagonisti, tra gli indagati anche una vicentina vicina a un centro sociale. Scontri al cantiere della TAV a Chiomonte del 27 luglio scorso, la polizia setaccia il mondo degli antagonisti tra Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Nella rete anche un'attivista vicentina che gravita nell'orbita del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Gli uomini della Digos di Torino, coordinati dalla procura, hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di leader e militanti. I reati ipotizzati nei confronti degli antagonisti sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento in osservanza dei divieti dell'autorità. 14 in totale le misure cautelari emesse dal GIP, 16 le perquisizioni. Tra gli indagati una 27enne vicentina frequentatrice del centro sociale Bocciodromo di Vicenza. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare coercitiva che le vieta di entrare e tantomeno avere il domicilio in provincia di Torino. Perquisita la sua abitazione, dove gli agenti della Digos di Vicenza hanno sequestrato vari indumenti della giovane riconosciuti come quelli che avrebbe indossato in occasione dell'assalto del luglio scorso al cantiere del TAV a Chiomonte. Episodi di violenza che avevano visto un gruppo d'assalto diretto al cantiere mentre un secondo aveva raggiunto il dispositivo di sicurezza passando per i boschi dall'alto.
4 cittadini romeni, tutti di età compresa tra 29 e 35 anni e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dalla polizia stradale di Rovigo, Padova e Vicenza perché ritenuti gli autori dell'assalto al casello di Badia Polesine dell'autostrada A31 Valdastico a novembre. Gli agenti della polizia stradale li hanno intercettati su un autobus diretto in Romania. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il colpo aveva fruttato oltre 50.000 euro. Parte della refurtiva, soprattutto banconote da 5 euro, è stata recuperata nei loro zainetti. I 4 si trovano ora in carcere ai 2 palazzi di Padova. Mentre nel governo si continua a discutere di autonomia tra freni e rallentamenti che nelle ultime ore hanno provocato la dura reazione del governatore Zaia, oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sul tema con parole chiare. L'autonomia delle regioni rappresenta un valore costituzionale e apporta un contributo di grande rilievo che qualifica l'unità nazionale. Lo ha detto dunque il Capo dello Stato nel suo discorso di auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato. E immediato è arrivato anche il commento del governatore Zaia: condivido e ringrazio, dice il Presidente della Repubblica, perché da raffinato costituzionalista spiega bene che l'autonomia non è l'invenzione di qualche audace, come qualcuno all'interno del governo continua a volerla interpretare, ma un diritto previsto dalla Carta fondamentale della Repubblica. Così Luca Zaia. E andiamo ora a parlare invece di sanità, perché sono state accolte nella conferenza delle regioni le proposte del Veneto, in particolare di utilizzare in corsia gli specializzandi per far fronte alla carenza dei medici bianchi. 2 miliardi messi a disposizione già a partire dal prossimo anno per la salute e l'utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Sono le 2 novità più importanti approvate dalla conferenza delle regioni e contenute nel cosiddetto patto per la salute. E noi siamo stati promotori a livello nazionale, adesso hanno accettato le nostre proposte di mettere nel sistema ospedaliero, dove dovrebbero lavorare giustamente solo i medici che sono laureati e specializzati, di iniziare a far lavorare anche i medici solo laureati per fare delle attività di base ma che ci aiutano. Accolta dunque la proposta avanzata dal Veneto e da altre regioni. La palla passa ora alla conferenza Stato-Regioni per chiudere l'accordo. 1.300 i medici che mancano negli ospedali veneti, ha ricordato il governatore Zaia, soprattutto nell'area delle emergenze. In Veneto vengono erogate 2 milioni di prestazioni nei pronto soccorsi, dove però mancano 315 camici bianchi. La possibilità di utilizzare in corsia gli specializzandi rappresenta un'importante boccata d'ossigeno. Oggi all'interno del patto per la salute, patto 2020-22, che contiene appunto tutte queste indicazioni proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze e le richieste delle regioni, e anche in questo caso il Veneto ha fatto da apripista. Intanto la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato a procedere alla firma degli schemi di accordo con le università di Padova e Verona per disciplinare le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative, delle scuole di specialità e le modalità di svolgimento della formazione per la loro assunzione a tempo determinato. Nulla di fatto per la tessitura a Monti. Il Tribunale delle Imprese di Venezia si è preso ancora alcuni giorni di tempo per verificare la percorribilità dell'iter che, in base alle richieste della proprietà, dovrebbe portare la storica fabbrica di Macerata sul Piave al regime di amministrazione straordinaria. La strada alternativa è quella del fallimento, che non lascerebbe scampo ai 260 lavoratori dello stabilimento, dove oggi c'erano molta ansia e trepidazione per la sentenza che comunque, ha assicurato il giudice, arriverà prima di Natale. Ore di attesa e di ansia quindi anche oggi in fabbrica, dove i 260 lavoratori hanno comunque continuato a garantire la produzione. È volontà infatti di RSU e dipendenti conservare i rapporti con fornitori e clienti e non deteriorare le possibilità di attrarre l'interesse di potenziali investitori, dopo che a fine novembre era sfumata l'ipotesi di acquisizione da parte di un fondo svizzero. Da un'avvertenza a un'altra, quella della CC Wambao, passo avanti deciso verso l'amministrazione controllata in questo caso. Cauto l'ottimismo della FIOM, Maurizio Castro, l'uomo di punta indicato dal governo per il rilancio dello stabilimento. Grazie
all'interessamento anche del Premier Conte, che si è attivato nella settimana scorsa per richiamare l'ambasciata cinese, siamo arrivati a un momento in cui si apre la possibilità di fare le verifiche per l'amministrazione straordinaria. Punto e partita per il governo, che al tavolo del Mise ha riaffermato la volontà di salvare ACC Wanbao. Il commissariamento e quindi l'amministrazione controllata, che dovrà essere validata dal Tribunale, rappresenta il passo in avanti importante per permettere allo stabilimento di Mella di avere una continuità produttiva. Occorre adesso fare le verifiche sul bilancio del 2019, queste verifiche potranno essere fatte entro il 31 gennaio del 2020 e a questo punto poter capire se vi sarà questo passaggio per il commissario straordinario. L'uomo su cui viene riposta fiducia incondizionata è Maurizio Castro, che già in passato e proprio per ACC ha rivestito medesimo ruolo e che ha già confermato le possibilità di mercato presenti in Europa. Cauto è l'ottimismo del sindacato, della FIOM in particolare. Questo percorso è un percorso complicato, denso di incognite, e noi abbiamo chiesto di avere periodiche verifiche rispetto a questa volontà espressa. Esprimiamo una moderata soddisfazione, però non siamo fuori dal tunnel. Fiduciosi i lavoratori che hanno atteso l'esito dell'incontro davanti al Mise. È chiaro che abbiamo comunque un'apertura, abbiamo una possibilità che va perseguita, noi però come organizzazione sindacale non ci sentiamo di dire che abbiamo trovato la soluzione. Ai lavoratori le espressioni di elogio da parte di tutti, perché, come ha ribadito il ministro D'Incà, sono l'espressione di un intero territorio unito e di dipendenti che già in passato hanno dimostrato il proprio legame con l'azienda, riducendosi lo stipendio del 50%, così da permettere all'allora commissario di acquistare le materie prime. Nulla di fatto invece al Mise dall'incontro sul futuro del passaggio di proprietà Auchan Conad, che nella sola città metropolitana di Venezia coinvolge centinaia di lavoratori. La Regione ha proposto un tavolo sindacati azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti. Il Conad continua a non dare risposte. Continuiamo a chiedere, ovviamente sulla informazione che ci hanno dato di un esodo di 6.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, di sapere almeno dove sono ubicati sul territorio nazionale e non danno assolutamente alcuna risposta. Centinaia di lavoratori del veneziano continuano a rimanere col fiato sospeso dall'incontro convocato a livello nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda Auchan Conad e sul futuro delle migliaia di dipendenti che stanno vivendo il cambio di insegna sui negozi dell'ex colosso francese. Non arrivano le notizie sperate. La Regione ha offerto la propria disponibilità a favorire un confronto sindacati-azienda focalizzato sulle problematiche specifiche dei punti vendita veneti, che impiegano complessivamente 1.500 dipendenti. Noi sì, siamo abbastanza favorevolmente colpiti da questa volontà da parte della Regione, però siamo anche fortemente dubbiosi da come si sta atteggiando Conad nei tavoli, diciamo, istituzionali. Quindi se al Mise si sono comportati così, non so per quale motivo in Regione Veneto dovrebbero comportarsi diversamente. Nel veneziano, per quanto riguarda Simpri, la proprietà è passata di mano in 2 punti vendita su 3, Quarto d'Altino e Mira. Su Mestre rimane invece un punto interrogativo. All'Auchan, sempre di Mestre, dove contando anche l'indotto, secondo i sindacati sarebbero in ballo circa 750 posti di lavoro, il 30 ottobre si era svolta una manifestazione proprio per chiedere chiarezza sul proprio destino. L'unica cosa che si sono sbilanciati a dire è che probabilmente la ristruttureranno da 2 piani a un piano solo, quindi pensare che da 2 piani a un piano solo non ci siano esuberi la vedo un po' complicata, anche se loro hanno dichiarato questa cosa. 2 incendi nelle ultime ore nel Vicentino, tra il Vicentino e il Bassanese. Partiamo da Rosà, dove davvero il rogo ha contorni inquietanti. Qualcuno ha cosparso di benzina i 2 ingressi del negozio e poi ha dato fuoco al carburante. Su questa dinamica non ci sono dubbi. È giallo sul principio di incendio che ha colpito un negozio di assistenza tecnica nel centro di Rosà. Poco dopo l'1:30 della notte i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 2 automezzi e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero all'intero edificio. Danneggiate le 2 porte d'ingresso del negozio, oltre a una vetrina all'interno. Sembra che non sia stato rubato nulla. Divelto anche un tombino all'ingresso dell'attività commerciale, forse utilizzato per sfondare il vetro. Si tratta dunque di un gesto doloso, ma sulle motivazioni ancora non è esclusa alcuna pista, dall'atto intimidatorio al gesto di uno squilibrato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno analizzando le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona e sentendo il titolare, che si è recato in caserma nelle scorse ore per formalizzare la denuncia.
E un altro incendio dunque ha interessato questa mattina le acciaierie Valbruna a Vicenza, a fuoco tonnellate di materiale di scarto di lavorazioni metalliche. Incendio alle acciaierie Valbruna di Viale della Scienza a Vicenza. L'allarme è scattato verso le 6 del mattino. Ad andare a fuoco sarebbero stati dei residui metallici stoccati all'esterno dell'azienda. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona deposito del materiale truciolare proveniente da lavorazioni meccaniche. 2 le squadre dei vigili intervenute che per tutto il giorno e ne avranno anche per tutta la serata sono impegnate nell'opera di spegnimento di quello che tecnicamente è definito un incendio covante. Un lavoro lungo e laborioso che vede i pompieri impegnati a movimentare i residui di lavorazione un po' alla volta, si parla di tonnellate di residui metallici, per poi con l'acqua raffreddarli, onde evitare che le fiamme possano riaccendersi o comunque prendere vigore. Ora un piccolo break, torniamo tra qualche istante. Ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 per raccontarvi una storia davvero paradossale che ha per protagonista un'ex studentessa dell'Università di Padova. Durante il progetto Erasmus in un'università straniera ha contratto in laboratorio il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. Manipola alcuni vetrini con pezzi di HIV mentre prepara la tesi di laurea nel laboratorio di un'università straniera dove stava facendo l'Erasmus e pochi mesi dopo scopre di aver contratto il virus. È la vicenda paradossale capitata ad un'ex studentessa poi laureatasi a Padova e riportata dal Corriere del Veneto. I fatti risalgono a 7 anni fa. La studentessa, donatrice di sangue, scopre facendo degli esami di essere sieropositiva. Nessun comportamento a rischio, solo il contatto in laboratorio con il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. La donna a distanza di anni ha fatto causa a entrambi gli atenei, quello italiano di partenza e quello ospitante, chiedendo al Tribunale di Padova, competente per l'ateneo italiano, un risarcimento milionario. Questa storia le ha distrutto la vita, ha raccontato l'ex studentessa attraverso il suo avvocato. Ha sofferto di depressione e si è chiusa in se stessa. Difficile ricostruire anche la dinamica del contagio. Stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus che l'ha colpita non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti in laboratorio. Quindi il contagio potrebbe essere avvenuto proprio durante l'attività di ricerca e addirittura non attraverso la contaminazione di sangue, ma per via aerea. La vicenda giudiziaria è nelle fasi preliminari, anche se i giudici hanno già fissato la prima udienza. Secondo l'avvocato della donna, l'HIV da laboratorio è curabile, ma con più difficoltà perché i farmaci disponibili sono stati sviluppati sui virus circolanti. E ora una storia di estrema generosità che arriva dal padovano. Una nonna di 93 anni ha donato fegato e reni, un gesto rivoluzionario capace di capovolgere i destini, lo ha definito il direttore dell'ULSS 6, Domenico Scibetta. Non c'è età per un gesto di altruismo. La signora Elena, il nome è di fantasia, a 93 anni ha donato gli organi. Il fegato e i 2 reni sono stati prelevati, giudicati idonei al trapianto e innestati con successo su 2 pazienti in lista d'attesa. Lei, padovana, madre di 5 figli, nonna di 9 nipoti e bisnonna di 2 pronipoti, ha scelto questo gesto di grande altruismo. La bisnonna padovana, nata poco dopo la Grande Guerra, è venuta a mancare improvvisamente per un'emorragia cerebrale dopo una vita dedicata agli altri. La donna è sempre stata in salute, i suoi organi in buono stato hanno dato la speranza ad altre 2 persone. Per noi è stato un gesto bellissimo di cui andiamo orgogliosi, dice il figlio della signora Elena. Mia madre è sempre stata una persona accogliente, che faceva beneficenza, molto religiosa, una persona che teneva le porte aperte, c'è parso di fare la sua volontà. Anche il direttore generale dell'ULSS 6, Domenico Scibetta, ha espresso il suo ringraziamento alla 93enne. Bisnonna Elena ci lascia un grandissimo testamento. Non è mai troppo tardi per fare del bene. Questo è l'insegnamento di Elena e dei suoi familiari che ci piace mettere sotto l'albero di Natale, riconoscenti per quel sì che dà scacco all'anagrafe. Cambiamo pagina, andiamo al brano rock con tanto di video per festeggiare il Natale. Questo l'augurio ai parrocchiani di Don Franco De Marchi, prete rock di San Floriano di Castelfranco Veneto.
Un Gesù rock che invita a vivere una fede rock. Ecco il regalo di Natale che Don Franco De Marchi, prete di San Floriano a Castelfranco, ha deciso di fare ai suoi parrocchiani, pur dedicandolo alla mamma Rita. Un video dalle atmosfere underground dove chitarra e batteria la fanno da padrona. Il brano, scrive nel suo blog lo stesso parroco, è uno stimolo affinché si viva una fede più cristiana, quindi umana, una preghiera, quasi un'invocazione. Vieni Signore Gesù, fin dal mattino ti cerco, voglio restare insieme a te, vieni e non tardare, Maranatha. Rendere la vita un capolavoro, questo l'augurio per Natale del prete rock di Castelfranco, nato a Salvarosa nel 1951 e ritornato da poco nella Castellana dopo aver guidato diverse comunità in giro per l'Italia, da Genova a Bologna. Una fede che da rock diventa anche rap, lontana anni luce dai placidi canti di Natale, ma il messaggio è comunque di speranza. Quando il cielo guardo, incrociami lo sguardo e non c'è ora scura, oggi non ho più paura. Tu sei la cornice, quella con la luce, tu sei la parola, la più bella che si dice. Non guardare in alto. Questa sera, dopo i telegiornali a 20:10, ospiti in studio Paola Conte Bortolotto, presidente dell'Associazione Vittime della Strada di Treviso, e Marino Biscaro, ex dirigente dell'Ufficio Sicurezza Stradale della provincia di Treviso. Si parlerà, lo avete capito, proprio di sicurezza sulle strade, anche alla luce della cronaca di questi ultimi giorni. Vi ricordo la rubrica al vostro presepe, potete vedere in sovraimpressione i numeri e le email a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo da voi. Alcune informazioni utili per chi ci manda i video: se usate uno smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale, se inviate la segnalazione via email fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono al quale contattarvi. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma clima mite e inverno temporaneamente in pausa, per così dire. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con ampie pause asciutte al mattino, piogge poi via via più diffuse dal pomeriggio, localmente anche forti. Ancora venti di scirocco con valori termici oltre la media e caldo anomalo, minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 10 e 15 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse un po' su tutte le province. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' dappertutto, pause più soleggiate sui confini alpini. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.